Nella valle di Andora, sul torrente Merula, a circa 2 km dalla foce, c'è un curioso ponte romanico di grande interesse architettonico. Lungo un centinaio di metri e largo meno di 2, è formato da 10 arcate disarmoniche. In particolare, la prima sul lato sinistro, a schiena d'asino, è nettamente più grande delle altre. Storicamente chiamato Ponte Romano, anche per la forma dei suoi pilastri, negli ultimi anni la sua costruzione è stata datata tra il XII e il XIII secolo, con possibili successivi rimaneggiamenti delle arcate. Dal ponte, alzando lo sguardo a levante, su un'altura si scorge un villaggio. È Borgo Castello, un paese che contorna l'antica fortezza, che fu la residenza dei marchesi di Clavesana. Un tempo era il centro più importante della Valmerola, un luogo molto attivo con negozi, osterie, laboratori artigianali, notai e persino un piccolo ospedale. Accanto all'ingresso c'è l'antica chiesa oratorio di San Nicolò. È di origine antichissima, probabilmente coeva del castello, ma purtroppo al momento non è visitabile. Il castello, dell'XI secolo, è attualmente in restauro. Nella corte centrale c'è la pianta di un edificio quadrato. Probabilmente si tratta dei resti di una torre antisaracena, un primo fortilizio eretto in epoca precedente al castello. Dalle mura perimetrali, praticamente intatte, con lo sguardo si domina la Valmerola. Vicino al castello c'è un'altra chiesa, quella dei santi Giacomo e Filippo, opera delle maestranze antelamiche e un gioiello dell'architettura tardoromanica nel ponente ligure. Costruita nel XIII secolo, utilizzando la pietra delle cave di Capomele, presenta interessanti somiglianze con la cattedrale di San Michele di Albenga e la concattedrale di San Siro, l'edificio religioso più antico di Sanremo. All'interno, la struttura a 3 navate è priva di decorazioni pittoriche. Le colonne sorreggono gli archi a sesto acuto su cui poggia la struttura portante del tetto, rifatto nei restauri eseguiti all'inizio del Novecento. La facciata presenta il portale a tutto sesto, privo di alcune colonnine e sormontato da una lunetta dove ci sono i resti di un affresco. Più in alto, una singolare polifora, contornata da marmi bianchi e neri, dona eleganza all'edificio. Un altro elemento di particolare finezza architettonica è il perimetro superiore della struttura,
bordato da archetti pensili con lesene poggianti su mensoline, di cui curiosamente ne ho trovato una scolpita. A voi piacere di individuarla durante la vostra visita. Accanto alla chiesa c'è una possente torre, utilizzata come campanile. All'interno della torre c'è un affresco dedicato all'Annunciazione. In passato la chiesa era collegata alla torre, infatti in quest'ultima sono ancora visibili i resti di un'antica copertura. Il complesso absidale, composto da 3 elementi, è quello originale. Nei dintorni di Borgo Castello vi sono numerosi e ben segnalati parcheggi, ma è tranquillamente raggiungibile anche a piedi direttamente da Andora. Una buona occasione per una piacevole e salutare passeggiata.